Foresta Burgos, uno splendido spaccato di Sardegna incontaminata, nell'oceano, profondo nord dell'isola, da sempre centro di allevamento equino, prima militare, oggi turistico. Un silenzio e una quiete assoluti, rotti soltanto da qualche ronzio e muggito, boschi fitti e incantati, con tutte le tonalità del verde. A poco più di 7 km da Burgos si distende una vasta foresta che racchiude da un lato vestigia di un lontanissimo passato come la mastodontica reggia del nuraghe Costa e il più contenuto nuraghe Erismanzano, dall'altro un moderno centro ippico, un tempo centro di allevamento governativo. Oggi a Foresta Burgos, oltre a varie razze di cavalli, in particolare l'anglo-arabo sardo e il pony sardo, vivono esemplari di asini albini, dato che quelli del Parco Nazionale dell'Asinara sono destinati a estinguersi vivendo assieme agli asinelli grigi. Il vecchio centro di allevamento è un piccolo villaggio fantasma circondato da edifici desolati, rivestito da un'atmosfera particolare, dalla luce intensa ma a tratti spettrale. Questo selvaggio angolo di montagna è stato un tempo vivo. I primi insediamenti moderni sorsero a fine XIX secolo, con una piccola azienda agricola. Poco più tardi il Regio Esercito scelse l'area per l'allevamento dei cavalli per polizia e carabinieri. L'istituzione avvenne nel 1906 e pochi anni dopo qui si preparavano i cavalli per affrontare gli scenari bellici della Grande Guerra. Da qui partirai per interessanti escursioni in sentieri nei boschi, solcati dai militari.